Leggiamo un passo in Genesi, capitolo 19, fino al verso 29. Genesi, capitolo 19, fino al verso 29. Faccio leggere un po' di più, ma credo che lo Spirito Santo sia l'unico a farci comprendere il pensiero di Dio per noi. Genesi capitolo 19, dal primo verso fino al verso 29. Dio sia lodato. Amen. Grazie per esservi alzati in piedi, onorando la parola di Dio. I due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Come li vide, si alzò per andar loro incontro. Si prostrò con la faccia a terra e disse: Signori miei, vi prego, venite a casa del vostro servo, fermatevi questa notte e lavatevi i piedi. Poi domattina vi alzerete per tempo e continuerete il vostro cammino. Essi risposero: No, passeremo la notte sulla piazza. Ma egli fece loro tanta premura che andarono da lui ed entrarono in casa sua. Egli preparò per loro un rinfresco, fece cuocere dei pani senza lievito ed essi mangiarono. Ma prima che si fossero coricati, gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa, i giovani e vecchi, la popolazione intera venuta da ogni lato. Chiamarono Lot e gli dissero: Dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire perché vogliamo abusare di loro. Lot uscì verso di loro sull'ingresso della casa, si chiuse dietro la porta e disse: Vi prego, fratelli miei, non fate questo male. Ecco, ho due figlie che non hanno conosciuto uomo, lasciate che io ve la conduca fuori e poi farete di loro quel che vi piacerà, ma non fate nulla a questi uomini, perché sono venuti all'ombra del mio tetto. Essi però gli dissero: Togliti di mezzo. E ancora, quest'individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice. Ora faremo a te peggio che a quelli. E premendo Lot con violenza, si avvicinarono per sfondare la porta, ma quegli uomini stesero la mano, tirarono Lot in casa con loro e chiusero la porta. Colpirono di cecità la gente che era alla porta della casa, dal più piccolo al più grande, così che si stancarono di cercare la porta. Quegli uomini dissero a Lot: Chi hai ancora qui? Fa uscire da questo luogo generi, figlie e chiunque dei tuoi è in questa città, perché noi distruggeremo questo luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore e il Signore ci ha mandati a distruggerlo. Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie e disse: Alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare. Quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot, dicendo: Alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli indugiava, e quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare. Lo portarono via e lo misero fuori della città. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse: Metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte, altrimenti perirai. Lot rispose loro: No, mio Signore, ecco, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me, conservandomi in vita. Ma io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga e io muoia.
ecco, c'è questa città vicina per rifugiarmi, è piccola, e lascia che io fugga lì. E non è forse piccola, e così io vivrò. E quello rispose: ecco, anche questa grazia io ti concedo, di non distruggere la città della quale hai parlato. Affrettati, rifugiati là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia giunto. Perciò quella città fu chiamata Zoar. Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Zoar. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore. Egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Abramo si alzò la mattina presto e andò al luogo dove si era prima fermato davanti al Signore. Guardò verso Sodoma e Gomorra e verso tutta la regione della pianura, ed ecco vide un fumo che saliva dalla terra come il fumo di una fornace. Fu così che Dio si ricordò d'Abramo quando egli distrusse le città della pianura e fece scampare Lot al disastro mentre distruggeva la città dove Lot aveva abitato. Alleluia. A me fin qui la lettura della parola del Signore. Vogliate accomodarvi? Sembra a volte strano, no? Che in un giorno come questo, dove il mondo festeggia la Pasqua, la pace, che non c'è nel mondo, la parola di Dio oggi ci parla di distruzione. Però se notate, apparentemente ci parla della distruzione di Sodoma e Gomorra, ma in realtà ci parla della grazia di Dio, in risposta ad una preghiera di Abramo che fece. Se voi vi ricordate il capitolo precedente, Dio si rivela fisicamente ad Abramo e gli rivela che sta per distruggere Sodoma e Gomorra, perché il peccato era arrivato ormai a un livello che Dio non poteva più sopportare. A Sodoma e Gomorra. E a Sodoma Abramo si ricordò che abitava suo nipote Lot, il quale era molto affezionato a questo nipote, voleva bene come un figlio, e fece questa preghiera al Signore: ma Signore, se trovi 100 giusti distruggerai tutti? E il Signore rispose: per amore di quei 100 giusti non distruggerò tutti. E se ne troverai 50, per amore di quei 50 salverò tutti. E se invece di 50, questo premeva Abramo, no? Perché era solo la famiglia di Lot che era, tra virgolette, credente, no? Credeva in Dio e si era mantenuto fedele a Dio. Quindi andava sempre a diminuire, no? E se ne sono 20, per amore di quei 20. E se ne trovi 10, per amore di quei 10. Signore, ma se ne troverai uno solo? Per amore di quell'uno. Questa fu la richiesta di Abramo a Dio. La preghiera a Dio. La preghiera a Dio. La preghiera a Dio, gloria al Signore. Dio considerava Abramo molto intimo, come un suo amico. Quando gli rivela la cosa, dice: dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare? Non poteva nascondere ad Abramo perché sapeva chi era Abramo, no? Aspetta, sorella, parlo io, se parliamo insieme non ci capiamo. Consenti. E quindi sapeva chi era Abramo, sapeva che aveva lasciato ogni cosa, aveva seguito la voce di Dio, aveva portato e giunto fino lì, a quella terra lontana, aveva lasciato il parentato. Quindi era diventato intimo con Dio e Dio non poteva nascondere quanto stava per fare ad Abramo. Riceve questa richiesta da Abramo e abbiamo notato nella lettura che Dio fa tutto ciò che è nelle sue possibilità
per salvare Lot. Amen. Fa tutto ciò che era nelle sue possibilità per salvare Lot, perché così, in questo modo, si ricordava della preghiera fatta da Abramo. Quindi, al di là della distruzione di Sodoma e Gomorra, vogliamo fare caso, invece, fare importanza nella storia alla salvezza di Lot, al fatto che Dio fa tutto ciò che è nelle sue possibilità per salvare Lot, sua moglie e le sue 2 figlie. Anzi, era il desiderio di Dio salvare tutta la famiglia. Parla ai tuoi generi, alle figlie che sono sposate, digli di seguirti, dobbiamo andare via da qua. E Lot dice ai suoi generi: seguitemi, perché Dio sta per distruggere Sodoma. Ma non gli hanno creduto. Aspettava, indugiava, ma gli angeli: oh, vieni, lo prendono quasi per mano, lo fanno scampare, gli danno una raccomandazione: non guardare indietro, cammina sempre avanti, non guardare indietro, lasciati il passato alle spalle. Lot ci riuscì, la moglie ebbe una debolezza, guardò indietro e divenne una statua di sale. Ebbe, come dire, un sentimento forse di dispiacere per quella città dove aveva abitato. Guardò indietro. Dio ci dia grazia di non guardare mai indietro. Amen. Dietro sta il nostro passato, quello che eravamo. Amen. Amen. Dobbiamo ringraziare il Signore per quello che siamo adesso. Amen. Amen. E per quello che saremo alla sua presenza un giorno. Alleluia. Il credente è chiamato a guardare sempre avanti. Un'altra raccomandazione che hanno fatto gli angeli è: fuggi sul monte, lascia stare la pianura, fuggi sul monte, sali in alto. Signore, io non posso fare tanta strada perché al momento che mi metti in cammino tu già avrai distrutto. C'è questa piccola città, è sempre sul monte, è qua vicino. Ti concederò anche questa grazia. Vedete, alcuni vedono l'ira di Dio protagonista, no? Io vedo sempre la misericordia di Dio. Alleluia. Dio è misericordioso, gli concede ancora un'altra grazia, va bene, ti farò anche questa grazia. E gli abitanti di Sodoma hanno subito il destino per la loro disubbidienza, perché il peccato era talmente entrato nella loro vita che Dio non poteva fare a meno di togliere, spazzare via ogni cosa e ricominciare tutto da capo. Alleluia. Siamo nel Vecchio Testamento, però. Grazie a Dio siamo nel Nuovo Testamento, non è vero? La lettura riguarda il Vecchio Testamento, ma grazie a Dio noi siamo nel Nuovo Testamento, vero? Alleluia. Cioè siamo nella grazia di Dio. E questa preghiera e intercessione di Abramo cosa rappresenta per noi del Nuovo Testamento? Se non l'intercessione di Cristo verso il Padre. Alleluia. Per ognuno di noi che siamo diventati suoi parenti. Perché siamo diventati suoi parenti? Umanamente parlando, perché Lui si è fatto uomo. Amen? Amen. Ha legato con noi da un punto di vista umano e intercede per noi. Non c'è nessun altro mediatore fra Dio e l'uomo se non Cristo Gesù il Signore. Alleluia. Quindi Abramo è figura di Cristo che intercede e chiede la nostra salvezza. E Dio non può non concedere questo favore al suo figliolo Gesù, perché è stato ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Alleluia. Amen? Quindi Dio non può dire no al suo figliolo, perché è stato ubbidiente il suo figliolo. Ha lasciato la sua gloria, si è fatto uomo, si è umiliato, è andato alla croce, senza aver commesso nessun tipo di peccato, nessun reato, è stato trattato come i malfattori. E Isaia lo descrive come l'agnello di Dio
muto, in silenzio, che subisce tutto quello che gli hanno fatto, come un agnello subisce in silenzio la tosatura. Fa male la tosatura, quando ti tolgono i peli fa male, o no? E l'animale soffre quando lo tosano. E così ha sofferto Cristo Gesù, l'agnello di Dio. Amen? Alleluia, come chi si conduce per andare al mattatoio, dove subisce di tutto e di più, così Cristo Gesù ha subito sofferenze fisiche e sofferenze anche spirituali per amore nostro. Amen? Alleluia. Quindi vogliamo dire grazie al Signore, perché senza che lo abbiamo meritato abbiamo ricevuto la grazia di Dio. Questo mondo senza la grazia di Cristo Gesù è destinato altro che Sodoma e Gomorra, forse ancora peggio. E la parola di Dio ci rivela quali saranno gli ultimi tempi, no? Prima del ritorno del Signore. Ci stiamo avvicinando sempre di più, fratelli. Siamo lì alle porte. Gesù sta per tornare. Alleluia. Ma quando ritornerà, rapirà la sua Chiesa. Amen. Ci porterà con sé al suo ritorno. Ci farà scampare da quello che poi subirà chi non avrà accettato Gesù come personale Salvatore. Studiando un po' l'Apocalisse, ci sono nelle visioni di Giovanni fuoco, dragoni che vede Giovanni. Non so se sono dragoni veri, fuoco dal cielo lo vede, ma io credo che, umanamente parlando, forse come profano, ma credo che non essere lontano da quello che sarà, un uomo di quel periodo, vedendo nelle sue visioni un aereo, un cacciabombardiere, che ne so, l'avrà visto come un dragone, forse vedeva una guerra, fuoco dal cielo, missili che vengono tirati per uccidere. Cosa sono questo? Dove sta andando il mondo? Il mondo sta andando verso la fine. Ma quello che dobbiamo chiederci è: dove sta andando invece la Chiesa? La Chiesa sta andando verso il cielo. Amen? La parola di Dio ci dice: ci sarà un periodo brutto di sofferenze che chiama grande tribolazione. Chi non andrà in cielo, chi non parteciperà al rapimento della Chiesa, resterà a vivere questo periodo difficilissimo. Ecco che il Signore vuol farci scampare. Alleluia. Fuggi al monte. Fuggiamo anche noi al monte. Alleluia. Al monte della grazia di Dio. Alleluia. Al monte della preghiera, dell'adorazione, della santità. Amen? E così scamperemo. Vedete, il peccato è arrivato a certi livelli. E io non so fino a quando il Signore sopporterà ancora il peccato che c'è nel mondo. Nel mondo c'è tanto peccato. Ma la Chiesa è chiamata a fare la differenza. Amen? La Chiesa è chiamata ad essere luce in un mondo dove ci sono tenebre. E le tenebre vengono attratte dal peccato. C'è il peccato, vengono le tenebre, l'oscurità nella vita e nel cuore dell'uomo. Hai Cristo, hai luce, hai grazia. Amen? Amen. Hai un rapporto con Dio. Gloria al Signore. Amen. Alleluia. A volte mi sono trovato in certi momenti a ringraziare veramente il Signore, pur desiderando cose che non ho ricevuto. Ho chiesto al Signore, il Signore mi ha detto di no, fino
fino a questo momento. Comunque il Signore per mezzo del suo Spirito mi ha ricordato una cosa. Sei salvato per la grazia mia. Alleluia. E la salvezza in Cristo Gesù non è paragonabile a tutto quello che desideri e che non hai. E tante volte, fratelli, come credenti, dovremmo apprezzare di più la grazia di Dio, il perdono che abbiamo ricevuto per mezzo di Cristo Gesù. Amen? L'ira di Dio non ci toccherà. L'ira di Dio non avrà conseguenze per noi. Amen? Amen. Per noi che abbiamo accettato Gesù Cristo nella nostra vita. Alleluia. Alleluia. Amen? Parlando della Pasqua. Pasqua cosa vuol dire? Passaggio. È una parola ebraica, pasca. Vuol dire passaggio, attraversamento. Da chi è stata istituita la Pasqua? Dio l'ha istituita per il popolo ebreo. Quando era prigioniero in Egitto. Ricordate? Prima di liberarlo definitivamente, dice: questa sera tu mangerai la Pasqua del Signore. Prendi un agnello, senza difetto, mangialo insieme alla tua famiglia. Amen? Questo concetto di famiglia è importante. Dio vuole salvare noi e la nostra famiglia. Amen. Dio voleva salvare Lot e la sua famiglia. Alleluia. Ma attenzione, all'interno della famiglia di Lot c'è chi ha accettato la salvezza e c'è chi non l'ha accettata. Preghiamo, Signore, Alleluia. che la nostra famiglia sia salva. Amen. Alleluia. Non solo noi, ma anche la nostra famiglia. Alleluia. E vorrei che Dio, come si è ricordato della preghiera di Abramo, si ricordasse della mia, della tua preghiera, Amen. per la salvezza dei nostri cari. Amen. Alleluia. 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 La Pasqua aveva una particolarità. In ogni casa doveva esserci, nell'architrava, nell'apertura della casa, tinto col sangue dell'agnello l'architrave. Era un segnale. Così quando passava l'angelo della morte, vedendo quel sangue, passava oltre. Passaggio. Passava oltre. Se il sangue di Cristo è nel tuo cuore, Alleluia. la morte come salario del peccato passerà oltre. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Gloria a Dio per la sua grazia, per la sua misericordia, per il suo perdono. Alleluia. Abbiamo consumato, abbiamo assimilato, mangiato l'agnello. Basta andare al macellaio, comprarlo. No, non mi riferisco a quello. Io mi riferisco all'agnello di Dio, Alleluia. che è Gesù Cristo, che toglie il peccato dal mondo. Nell'ultima cena prese il pane, lo spezzò: ecco, questo è il mio corpo, mangiatene, assimilatemi dentro, fatemi entrare nella vostra vita. Amen. Amen. Se hai fatto entrare Gesù nella tua vita, la morte non potrà mai colpirti. Alleluia. Alleluia. Non mi riferisco alla morte fisica, quella un giorno verrà. Mi riferisco alla morte eterna, alla morte spirituale, alla separazione spirituale eterna con Dio. La parola morte vuol dire separazione. Alleluia, la morte è stata già sconfitta da Cristo Gesù il Signore. Alleluia. Alla croce Gesù ha sconfitta la morte, l'ha vinta. Amen. Amen. Tu mi dirai: perché ha vinto? Perché è risuscitato. Amen. Amen. È vivente. Amen. Gloria al Signore. Ecco perché ha vinto la morte e l'ha vinta per noi. Alleluia. Amen. Affinché noi potessimo avere questo premio per l'eternità, Alleluia. essere uniti a Dio per l'eternità, godere della sua presenza per l'eternità. Amen. Amen. Gloria al Signore. Fu così che Dio
si ricordò d'Abramo quando egli distrusse le città della pianura e fece scampare Lot al disastro mentre distruggeva la città dove Lot aveva abitato. Alleluia. Non so se Dio distruggerà la terra, non lo so. La parola di Dio ci parla, ci saranno nuovi cieli e una nuova terra. Qualcuno dirà, ma che cosa vuol dire? È una nuova creazione? Può darsi, forse si ricomincerà tutto da capo. O si ritornerà all'origine, come Dio aveva stabilito all'origine, che l'uomo stava alla sua presenza e non aveva nessuna sensazione, nessuna coscienza del peccato. È vero? Non c'era peccato. Il peccato sarà sconfitto per sempre. È già stato sconfitto per mezzo del sacrificio di Gesù. Ma ancora la parte finale dobbiamo vederla. Come sarà non lo so. So che un giorno, quando saremo alla sua presenza, ci sarà rivelato ogni cosa. Amen. E vedremo ogni cosa veramente e conosceremo ogni cosa nella realtà. Adesso, leggendo la Bibbia, ci sono alcune divisioni. C'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Io non voglio fermarmi a ciò che non comprendo. Voglio guardare oltre. Voglio passare oltre quello che non riesco a capire. Voglio credere per fede che Dio ha un piano glorioso per la nostra vita, per l'umanità, per la sua creatura. Amen? Come sarà non lo so, ma so che sarò alla sua presenza, saremo insieme alla sua presenza. Non come chiesa solo visibile, ma anche quella invisibile che non riusciamo a vedere. Quella chiesa che va oltre le denominazioni, che va oltre dichiararsi religione. La Chiesa del Signore non è una religione, la Chiesa del Signore non è una denominazione. Amen. Amen. La Chiesa del Signore è fatta e costituita da persone che lo hanno accettato nella propria vita. Amen. Hanno ricevuto la sua grazia e il suo perdono e insieme siamo la Chiesa sua. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo ringraziare il Signore.